Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Siamo all'indomani dell'assedio, come potete vedere abbiamo perso parecchie unità, ma abbiamo quasi ucciso tutti gli uomini all'interno della capitale, quindi Venezia. E vorrei tentare l'ultimo assalto con queste unità che abbiamo disponibili appunto qui. Abbiamo addirittura un'unità simile a un generale formata da cavalieri e vorrei attaccare. Abbiamo questi uomini, sono circa penso 800-900, però ci sono le mura distrutte, quindi sarebbe un'ottima opportunità attaccare. Vediamo un po' se è vero. Proviamo ragazzi l'attacco diretto. Nell'attaccare un forte o una città, un generale può intimare ai difensori una resa. Va bene. Sono topi in trappola. Ecco fatto. Come potete vedere ragazzi abbiamo anche l'aiuto dei nostri uomini che si trovano nelle retrovie, diciamo i nostri rinforzi. E adesso diciamo abbiamo dei generali di plotone che non sono dei veri e propri generali, però potrebbero darci una mano. Ecco, vorrei tentare nuovamente l'attacco insieme a voi. Allora, possiamo salvare la partita. Salviamola ma in un altro modo. Attacco. Chiamiamola così, accettiamo e riprendi l'assedio, fortificazioni potenziate, assalta. Ricorda che l'obiettivo è prendere le fortificazioni per... Beh ragazzi, ci troviamo nuovamente qui di fronte al nostro caro forte di Venezia. Purtroppo ragazzi è notte, non sono io come al solito a controllare a che ora viene combattuta la battaglia. Comunque, come avevo ben pensato, appunto le unità, le mura sono ancora distrutte perché diciamo che abbiamo attaccato la mattina con un esercito, adesso stiamo attaccando la sera con dei rinforzi. Sono delle ottime unità di linea, queste sono sicuramente regolari, quindi sono delle unità con un morale molto più alto dei briganti. Ovviamente hanno una buona difesa nel corpo a corpo, diciamo anche una discreta portata. Potete vedere hanno un morale solido, la formazione a quadrato disponibile, baionetta d'anello, quindi potrebbe essere un'ottima scelta. Allora vediamo un po' cosa fare. Innanzitutto io direi di attaccare con queste unità. Abbiamo, vi ricordo, dei rinforzi che stanno arrivando. Allora intanto mettiamoci in prima linea con queste unità. Loro avete visto hanno esclusivamente i cannoni, hanno esclusivamente qualche unità, qualche milizia che si è riformata. Dobbiamo vincere ragazzi, non voglio sbagliare, anche se è sempre complicato, perché non è che abbiamo fatto una breccia diciamo così imponente. Qui si è aperto un tunnel, sembra che sia aperto un tunnel proprio fatto apposta. Guardate un po', abbiamo distrutto, si sono aperte 3 gallerie minuscole dove ci passano 2 uomini alla volta. Qui ci passano un po' più di uomini, ma io volevo buttare a terra tutto questo muro. Cioè è difficilissimo così entrare, come se non si fosse aperto niente. Cioè una piccola parte si è aperta. Vediamo un po' adesso qui. Allora, prendiamo anche i nostri picchieri e li mettiamo dietro perché sono importantissimi, hanno un ottimo attacco corpo a corpo, ma più che attacco hanno un'ottima difesa corpo a corpo. Perfetto, questi uomini li mettiamo dietro perché non so principalmente come posizionarli, visto che non possiamo entrare in maniera diversa. Qua abbiamo un'altra unità che potrebbe darci una mano, mettiamola dietro, terza linea, e le nostre cavallerie. Adesso ragazzi poi in battaglia lì vedremo un po' come selezionarle meglio. Allora facciamo un unico gruppo e partiamo. Allora i rinforzi sono arrivati, stanno arrivando, anzi vediamo un po', qua c'è un'icona verde, si stanno avvicinando in battaglia le nostre unità. Molti mi hanno detto i cannoni hanno munizioni infinite. Non era così ragazzi, non è così nei nuovi Total War. Io sono abituato diciamo ad Attila, a Rome, dove c'erano non so catapulte, robe varie che se non sbaglio i proiettili terminavano. Comunque ecco qua abbiamo. Allora vediamo loro che cosa si ritrovano, analizziamo. Loro hanno qui 11 uomini, qua sopra milizie cittadine, cittadini con fucili a pietra focaia, altre milizie. Qua la fanteria di linea vera e propria, milizie. Qua i veri cannoni che rompono le scatole con i colpi a mitraglia, la guardia del corpo generale, i picchieri. Qui hanno altre milizie. Sono tutte milizie cittadine, se non cittadini svegliati nel cuore della notte con il forcone o il fucile per difendere la loro patria. Mi avete detto anche che gli obbici non sono molto utili in questi combattimenti, servono solo ed esclusivamente in alcuni casi, quindi è meglio puntare ad altri cannoni, ma erano la novità, quindi ho provato questi ragazzi. Allora andiamo avanti, questi picchieri, ovviamente i picchieri hanno il generale,
Avanziamo anche con queste unità. Ragazzi, più veloci, che il tempo è denaro qui. Allora, vediamo un po'. Ovviamente i cannoni non è che ci servono a tanto, perché già abbiamo aperto una breccia, ma io avanzerei. Userò i proiettili incendiari come mi avete detto. Queste unità le facciamo camminare per non sprecare fiato e le facciamo mettere in una zona adatta. Qua. Ok. Si stanno avvicinando gli obbici, come potete vedere. Questi stanno un po' andando in maniera più rapida. Qui abbiamo altri bicchieri che si stanno avvicinando. Il generale... No, questo non è il generale, questi cavalieri di seconda linea. Gli obbici, eccoli qua. Qua abbiamo addirittura un'intera unità di obbici. Ecco che ci stiamo avvicinando alle mura avversarie. Io, ragazzi, sapete cosa voglio fare? Voglio distruggere questi cannoni con i miei cannoni, perché se io concentro il fuoco al solito dei miei obbici... Ecco qua, guardate un po', si stanno avvicinando delle milizie qui. E non so cosa fare già adesso, perché vorrei sparare a questi, perché questi non li uccideremo mai, a meno che con delle cavallerie, magari passando di lato. Magari sì, adesso stiamo più attenti. Ok, ci stiamo avvicinando. Forza, ragazzi, con questi obbici spostiamoli. Lo so che sono pesanti, però forza, forza. Abbiamo tutto il nostro plotone principale. Vorrei capire cosa fare adesso, perché qua si stanno avvicinando dei nuovi avversari. Ecco che arrivano anche degli uomini di fanteria espatriata che ci servono. Facciamoli arrivare. Allora, siamo pronti, li stiamo aspettando. Allora, gli obbici io li metterei nella zona più avanti. Ecco qua, tutti gli obbici li metterei qui. Sono pronti gli obbici, abbiamo solo... Sì, sono quasi completi, sono quasi 3 unità. Direi di iniziare a fare qualcosa con questi cannoni. Ecco, per esempio, loro, visto che si stanno raggruppando tutti qua, iniziare a rompergli le scatole. Abbiamo tantissimo tempo, ragazzi. Gli assedi vanno combattuti con calma. Ok. Qua cosa sta arrivando? Ecco, stanno arrivando altri soldati che sono, ragazzi, importantissimi. Quindi portiamoli tutti in avanti. Questi li facciamo avanzare un po' più nella boscaglia. Non hanno avuto neanche il tempo di... Ecco qua sopra. Vediamo un po'. Ecco, vorrei concentrare il fuoco con i proiettili incendiari, visto che mi avete detto che sono utilissimi contro la fanteria. Gli obbici non possono andare più veloci. Li metteremo, ragazzi, tutti qui, per cercare di dare fastidio. Benissimo. Qua che cosa hanno loro? Il problema, ragazzi, è questa fortezza, perché hanno una fortezza proprio immensa ed è difficile entrare, come vi ho detto. Se fossimo in campo aperto li avremmo già distrutti. È che qui entrare, loro mi sparano dall'alto, è difficile. Non posso neanche aprire un'altra breccia, perché sarebbe troppo complicato, troppo lungo, e io voglio distruggerli. Ecco, si stanno avvicinando altri uomini. Qua abbiamo le ultime unità finalmente. Adesso posizioneremo per prova questi cannoni. Questi cavalieri del generale li portiamo via. Fanteria di linea un po' più avanti. Allora, mettiamoci proiettili incendiari con tutti gli obbici. Vai. Obbici incendiari, incendiari, benissimo. Allora, vediamo un po' se la nostra portata ci consente di effettuare qualche tiro. Purtroppo ancora no. Quindi chiudiamo la nostra batteria. Già qualcuno inizia a sparare, attenzione. La milizia cittadina si nasconde al di sopra di questa torretta. Di questa zona. E come potete vedere, ragazzi, è inutile sparare, perché i nostri uomini non riescono a far nulla. La fortezza è troppo, ecco, potete vedere, messa in un certo modo, e dobbiamo avanzare ancora un po' per far guadagnare portata ai cannoni. Mettiamoci più avanti. Qui stanno arrivando altri uomini. Avanziamo con questi. Prendiamo vantaggio qui. Iniziamo a guadagnare un po' di terreno. Messi bene, eccoci qua. Un po' più veloci, ragazzi, perché qua potremmo essere sotto il fuoco nemico. I cannoni li metteremo qui, così avremo guadagnato
quello che ci serviva. La cavalleria era... Dov'era la cavalleria principale? Ah, eccola qua. Ragazzi, allora, fermi così. Se riuscite a entrare, vediamo un po'. Ecco, iniziano a sparare. Purtroppo qua non riescono a colpire. Già riescono a eliminare un'unità avversaria. Qua sopra non riescono a colpire niente. Niente, non riescono a colpire niente lì. I cannoni si stanno muovendo. Loro rientrano. I cannoni stanno arrivando, ragazzi. Ci siamo quasi. Qua si spara, ma no, si colpisce qualcuno. Oh, un attimo solo. Dovevo un attimo mettere il cellulare silenzioso, scusate, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Stiamo continuando. Allora, i cannoni. Allora, ragazzi, voi un attimino fermatevi con il fuoco a volontà. Un attimo. Fermi con il fuoco a volontà. Non vorrei pentirmi di questa scelta. Ma fermi, non sprecate munizioni. Ancora, vi ho detto fermi, non sparate. Allora, proiettili incendiari. Apriamo. Concentriamo il fuoco, ragazzi, tutti qui con i cannoni. Vediamo se la possiamo smettere di sparare e sprecare colpi inutili. Ancora. Che sparate contro il muro. Basta. Oh. Basta con sto fuoco a volontà. Vi dico io dove sparare. Allora, i cannoni li stanno sistemando. Attenzione, non gli passate davanti, per favore. Ole. Ecco qua. Si innalzano i proiettili incendiari e li gettiamo tutti dove? Nessun po'. Guardate un po', avevate ragione, ragazzi. Guardate un po' quanti ne abbiamo uccisi. Continuiamo così. Cannoni pronti. Ragazzi, proiettili incendiari. Non sparate voi. Loro tanto non ci possono sparare di come sono messi. E allora dobbiamo iniziare a bersagliarli con questi obbici. Gli obbici non è che sono inutili come mi avete detto, però è meglio puntare... Cos'è qua? Perché ho detto tutti incendiari. Non cominciamo a fare di testa vostra. Tutto incendiario deve essere. Avanti, perfetto. Vediamo un po'. Ok. Guardate un po' come danno fastidio al morale. Ma perché? Un pochettino più avanti non potete sparare. Oh. Ragazzi, i picchieri li abbiamo macinati. Perfetto. Ok, qua si stanno muovendo dei cittadini col fucile a pietrafocaia. Sono fuori portata. Io ancora non entro in portata. I proiettili sono infiniti. Benissimo. Abbiamo fatto fuori quasi tutti. Continuiamo con la guardia del corpo del generale. Vediamo se riusciamo a macinarla come questa. Ole! Perfetto. Arrivano altri colpi, altre cannonate. Guardate che fighi. Perfetto. Stiamo anche per eliminare le ultime unità di cannoni. Gli obbici sono stati molto utili. Abbiamo incendiato anche questa casa. Ragazzi, concentriamo il fuoco tutto qui sul centro. Benissimo. Andiamo avanti. Perfetto. Una nube di fumo, ragazzi, veramente con questa mod hanno migliorato sicuramente la resa grafica del gioco. Qua sopra la milizia un po' si avvicina, però già abbiamo eliminato una buona unità di picchieri che poteva dare molto fastidio. Ecco qua, sotto l'attacco dell'artiglieria, come potete vedere, arrivano nuove cannonate. Solo che questi obbici sono molto imprecisi, Ok, continuiamo così. Vediamo un po'. Ora con gli obbici cercheremo di concentrare il fuoco da qualche altra parte. Tanto questa casa la stiamo distruggendo. E arrivano altre ondate che mandano via i cittadini con fucile a pietrafocaia. Qua c'è qualche altra cosa. Altri cittadini. Ecco, sì, altri cittadini qui. Qua dobbiamo concentrare il fuoco. Ecco che arrivano altre cannonate, ragazzi. Vorrei uccidere il generale. Loro nella scorsa battaglia mi hanno ucciso il generale con una palla di cannone. Io ho ucciso già
quasi tutta la fanteria la cavalleria del generale. Il generale ancora è rimasto vivo. Dov'è? Eccolo là che cammina, potete vedere. Non siamo riusciti a ucciderlo. Va bene. Continuiamo così. Meno male ragazzi che questi hobby erano ancora pronti e che mi avete dato questo consiglio dei proiettili incendiari, perché avete visto quanti ne abbiamo uccisi? Sempre un po' imprecisi, proprio 1 metro più avanti lo potevano fare. Dai, spariamo le ultime cannonate qui. Ok, e dopo ci concentreremo. Forza. Ah, la casa ha preso fuoco, come potete vedere, Benissimo. Sì, siamo in portata proprio, perfetto. Allora, aumentiamo un pelino la velocità, ragazzi, per capire un po' quello che possiamo fare. Vediamo se possiamo concentrare tutto il fuoco qui. Avanti. Ecco che partono altre cannonate, però purtroppo, non lo so, sparano davanti qua, non riescono a essere precisi. Ecco qua. Vediamo un po'. Perfetto. Facciamo così, ragazzi. Proviamo adesso a eliminare questi qua su, visto che siamo molto più vicini. Vediamo un po' quello che succede. Abbiamo cambiato bersaglio. Ecco. Non è che abbiamo concluso tanto, però stiamo cercando di... Ah no, qualcuno l'abbiamo beccato. Ecco, io vorrei fare una cosa del genere per cercare di eliminare questi, perché qua sopra è molto difficile ucciderli, quindi magari con i cannoni cerchiamo di spaventarli un po'. Vediamo un po' quello che succede. Dai ragazzi. Volevo uccidergli il generale, maledizione. Non siamo riusciti ad ammazzarlo. È qua che fa avanti e indietro. Vediamo un po'. Proviamo un'altra ondata di cannonate qua su. Ok, vediamo cosa succede. Perfetto. È che questi colpi mettono paura, diciamo. Stiamo spaventando parecchio. Sono caduti in battaglia, perfetto. Ecco, magari vorrei eliminare questi. Magari su questa zona potrei ucciderli, ma questi proprio li voglio eliminare qua su. Mandiamoli via, perché danno davvero tanto fastidio. Abbiamo ancora 25 minuti, sono 10 minuti che stiamo sparando con i cannoni. Vediamo un po'. E che qua hanno un tempo di ricarica proprio assurdo. Vai, nuove cannonate. Dai, vediamo un po', eccole che arrivano. Sì, sì. Sì ragazzi, ne abbiamo uccisi davvero tanti. Ok, mi sa che è arrivato il momento di entrare a combattere. I cannoni li concentriamo nuovamente tutti qua e vediamo di penetrare con qualche unità. Allora, per esempio, riattiviamo il fuoco a volontà. Questi. Ok, sì, ho capito. Ma non capite che non riuscite a... Non capiscono. Andiamo avanti. Qua chi c'è? Il generale esce qua fuori. Intanto continuano le cannonate, adesso con una parabola più elevata, e cercano di distruggere questi altri uomini. Attenzione, 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 che qua si sta facendo qualcuno avanti. Fermiamo così. Prendiamo queste unità e le mettiamo qua davanti per iniziare il conflitto a fuoco. Ok. Forza ragazzi. No, ci hanno ammazzato qualcuno qua. Dai, fermiamoci. Forza ragazzi, è il vostro momento. Adesso potete sparare. Dai. Vai fanteria di linea. Dai fanteria di linea. Forza. Olè. Spariamo. Qua sotto come va? Li stiamo macinando tutti. Col fuoco. Qua stanno arrivando anche questi. Perfetto. Questi li mettiamo qua, che vedo che il generale esce fuori. Ah, ci sono i cittadini col fucile a pietra focaia. Spariamo a questi. No, tutta la truppa si è girata, perché sono usciti qua 4 gatti.
No. Prendiamo la baionetta e iniziamo a ucciderli. Mettiamoci meglio dietro qua. Come sta andando? Stiamo ammazzando? Benissimo. Giriamoci e spariamo. Ok ragazzi, qua sotto stiamo eliminando gli ultimi uomini. Benissimo, adesso vediamo di eliminare questi qua dietro. 1 e 2. Ok, entriamo. Entriamo con queste unità. Entriamo anche con queste. Prendiamo le altre 3 e entriamo pure. No, di qua dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare di qua. Oh, andiamo. Corriamo, ne prendiamo anche un'altra che ci può essere d'aiuto. Corriamo. Il generale della cavalleria lo portiamo ancora un po' più avanti. Questi li mettiamo più avanti in caso di aiuto. Qua mettiamo questi così. Qui i cannoni. Benissimo. Ecco i colpi a mitraglia che odiavo. Allora con questa unità ci mettiamo qua. Forza. Meno male che c'è la casa. Forza. Forza, forza, non ci rimaniamo fermi qua. Forza, tutti qua. Tutti qua. Tutti qua. Così ci dobbiamo mettere. Perfetto. Qua continuiamo a sparare. Questi li mettiamo un po' più avanti. Questi spariamo qua in alto. Però veloci, dobbiamo correre. Aiutiamo i nostri uomini. Forza. Ecco, lo sapevo io che qua questi muri rompevano le scatole. Cavalleria. Forza, forza, giriamoci con quei cannoni, quelli ci danno fastidio. Ma dai, c'è ancora il generale qui vivo con tutti i nostri uomini. Vediamo se riusciamo ad ammazzare a questo. Guarda, il generale nemico in mezzo a un plotone di uomini non riescono a buttarla a terra. Ma io non lo riesco a capire, dai. Oh. Dobbiamo uccidere questi. Questi sono il problema. Questi cannoni maledetti. Ci credo ragazzi, ci stiamo mettendo in una bruttissima posizione. Guardate, guardate, ora ci devono ammazzare, guardate. Stiamo mettendo proprio in una pessima. Quanto ci vuole a sparare? Cioè qua quanto ci sono? 10 uomini, non riescono a passargli oltre. Ma li uccidiamo questi cannoni che ci sono qua? Quanto tempo ci vuole? La cavalleria leggera messa qua. Oh, mettiamoci di fronte ai cannoni. Non riesco a crederci che non riescono a battere 10 uomini qua. Facciamo fuoco qua, per favore. Uccidiamo questi mezzi cannoni che fanno ridere. Oh.
E il generale ovviamente è ancora vivo. Ah, questi sono picchieri, credo. Ah, benissimo. Allora ragazzi, credo adesso finalmente che la partita sia finita. Questo assedio di Venezia veramente, prima di vincerci avevamo una potenza di fuoco enorme. Abbiamo eliminato adesso questi stupidi cannoni messi qua da 2 anni fermi. Eccoli qua. Il generale nemico non credo sia morto, perché chissà dove è finito. Abbiamo ucciso le ultime unità. Ok, e adesso 2 minuti da adesso e abbiamo vinto la nostra battaglia, ragazzi. Adesso con i cannoni basta, spariamo qua, giriamo un po' tutto. Noi possiamo cacciare questi ultimi uomini che sono messi qua. Il nostro generale arriverà adesso dove c'era una volta la bandiera di Venezia. Riescono proprio a, diciamo così, va. Andiamo a piedi con le baionette. Guardate che figo, abbiamo incendiato proprio il muro. Guardate che figo. Eccoli qua. Vorrei provare i proiettili esplosivi. Vediamo che succede. Mettiamo proiettili esplosivi. Vi ho detto che hanno una portata molto inferiore ai proiettili normali. Ecco, abbiamo bruciato tutto il muro. Vediamo che succede. Ecco, ecco. Dove hai sparato? E ragazzi, ottima vittoria. Finalmente abbiamo vinto questa battaglia, assedio fino a Venezia, dopo non so quanta costanza nel conquistarla, ma più che altro era perché la fortezza Stella era fastidiosa. È possibile espugnare un forte o una città evitando il rischio di una battaglia campale. Un generale paziente può ottenere la vittoria sui difensori protraendo l'assedio per diversi turni. La tattica richiede tempo, ma alla fine la fame o la rabbia della popolazione... Ok, allora, già a Roma le persone si stanno un po' arrabbiando, quindi dobbiamo portare necessariamente tutte queste truppe a Roma. Qui c'è la flotta veneziana che aspetta i nostri uomini pronti qui al combattimento. Ormai quindi Venezia, ragazzi, è nostra. Come potete vedere, ormai il nostro impero si sta espandendo verso nord e abbiamo preso una nuova regione. Eccola qua, Venezia ormai è nostra. Eccola qua, abbiamo preso tutto il Veneto con una nuova università, con agenti nemici che stavano appunto cercando di studiare. Eccoli qua, abbiamo preso anche una nuova zona industriale, un nuovo porto commerciale che è al massimo dell'espansione. Quindi abbiamo delle nuove rotte commerciali che potremmo addirittura intraprendere. Addirittura con la Russia possiamo intraprendere una nuova rotta commerciale. Vediamo un po'. Incaricato una... Ah, granate migliorare, la pompa a vapore semplice. Sì, va bene, accettiamo. Così abbiamo anche una nuova ricerca in più. Con la Persia potremmo intraprendere... No, un nuovo accordo commerciale. No, niente. Per adesso, ragazzi, fermiamoci un attimo. Allora, abbiamo preso Venezia. Salviamo la partita immediatamente. Sovrascriviamo, ok. Con i prossimi soldi vedremo un po' di ricostruirla. L'esercito qui dentro non si è fatto quasi niente. Abbiamo perso qualche unità. Però vediamo un po'. Massacrateli! Ecco, vediamo se possiamo eliminarli. Fieri e vittoriosi! Basta così. Perfetto. Allora, Venezia ormai è stata distrutta. Rimane esclusivamente la flotta veneziana da distruggere. Quindi nel prossimo gameplay, ragazzi, vedrete una battaglia navale
tra le forze di Genova e le nostre unità, signore, che andranno a distruggere la flotta veneziana, o almeno tenteranno di eliminarla. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.